E 6 mesi di musica con la 21esima edizione di Nei suoni dei luoghi. Oggi la presentazione del programma a Udine. Si parte venerdì prossimo a Gorizia con il Trio di Parma. Il servizio di Marinella Chirico. Compie 21 anni una delle rassegne musicali più internazionali della nostra regione, rassegna che supera i confini unendo peculiarità dei territori e suggestioni della musica, classica ma anche tango, sonorità balkan, gitane, klezmer, fino alla sperimentazione elettronica. Stiamo parlando di Nei suoni dei luoghi dell'Associazione Progetto Musica che dal 5 luglio al 29 dicembre proporrà 35 concerti in 30 comuni tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia e Croazia. Si parte subito nel segno dell'apertura a luoghi e generi, come ha sottolineato il direttore artistico Enrico Bronzi. Il via dunque è venerdì prossimo da Gorizia con il Trio di Parma, ensemble cameristico di livello internazionale. La chiusura è il 29 dicembre nella sinagoga di Gorizia con la Ziganov Klezmer Band. Un viaggio tra musiche klezmer, jazz e swing zigano manouche. Tra i concerti più attesi, quello del Piazzolechi Quintet al Parco Gaspari di Latisana, tra le location più suggestive quella di Villa De Brandis e di San Giovanni al Natisone per il concerto dell'Art Time String Quartet. E poi ci sono l'ensemble Piano 12 e il coro polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro. In scena 12 pianisti accanto al coro in occasione del 60° compleanno di Lignano Sabbiadoro. Infine un grande ritorno a Nei suoni dei luoghi, quello del violinista serbo, ex fan prodige della musica, Stefan Milenkovic a Cervignano del Friuli.